Stiamo vedendo in queste ore l'inutilità di molti parlamentari, soprattutto del Partito Democratico, che invece di occuparsi dei temi veri del Veneto, in particolar modo della crisi delle due banche, nel dare risposte concrete ai risparmiatori, si stanno occupando ovviamente di un gestore che ha, ha messo alle porte del proprio stabilimento due manifesti inneggianti, al fascismo. Se il gestore ha sbagliato è giusto che paghi, puntualizza il capogruppo leghista in Consiglio regionale Nicola Finco, ma dei parlamentari eletti in Veneto che perdono tempo con simili quisquili e invece di occuparsi dei molti problemi del territorio farebbero bene a dimettersi. Il riferimento è all'interrogazione presentata da un gruppo di deputati capitanati dal veneziano Andrea Martella. Per il PD Veneto, invece, quanto avvenuto alla spiaggia Punta Canna di Sottomarina è un fatto grave. Non solo perché è offensivo per le vittime del fascismo, argomenta il capogruppo Stefano Fracasso, ma anche perché ci fa fare brutta figura di fronte a tutta l'Europa. Proviamo a immaginare quando andiamo in Germania, non lo so, andiamo a visitare Berlino e ci trovassimo in un luogo pubblico che inneggia Hitler. Che cosa diremmo dei tedeschi e della Germania? Diremmo che sono dei folli? Quella è la stessa cosa. Ritengo che sia offensivo nei confronti dei tanti cittadini che hanno tra i loro parenti e parenti lontani vittime del fascismo, vittime del nazismo, persone che sono morte durante la guerra, spedite magari da Mussolini in Russia, o persone che hanno avuto propri cari rinchiusi nei campi di concentramento. Con queste cose non si scherza. Sorride invece Massimo Giorgetti di Forza Italia. Immaginare che da una spiaggia possa partire una nuova marcia su Roma credo che sia assolutamente ridicolo e non faccia certo onore a chi sta invece in qualche modo paventando questo pericolo.